l'ho visto provato, penso soprattutto alla sua famiglia, alla mamma, alla moglie, ma l'ho visto anche però determinato, devo dire la verità, determinato nel voler riuscire a dimostrare proprio che il suo operato è sempre stato corretto e sempre improntato alla trasparenza. Nel secondo giorno di detenzione nella casa circondariale di Padova, l'assessore Boraso parla tramite il suo legale, non nasconde preoccupazione per la famiglia e l'anziana mamma, ma è intenzionato a difendersi. Si è studiato l'ordinanza, ha cominciato a mettere giù degli appunti su tutto, attende di vedere il fascicolo per verificare le ipotesi accusatorie e quindi per prendere anche contezza degli atti di indagine, proprio per, a mio modo di vedere, per dimostrare proprio la sua innocenza. Ecco. Dal canto suo, l'avvocato nominato questa mattina come difensore di Boraso sta decidendo ancora come muoversi. Non è ancora stato fissato per me l'interrogatorio, non ho ancora gli atti, ho solo l'ordinanza. Spero che domani mi vengano depositati gli atti e quindi poi glieli porterò in carcere e cominceremo a studiarli. Esterrefatto, proprio come si è definito il suo cliente, l'avvocato del sindaco Brugnaro. Esterrefatto per 2 ragioni. La prima perché il sindaco Brugnaro ha ricevuto soltanto un'informazione di garanzia, non ha subito alcuna perquisizione, per questa ragione non ha diritto ad alcun accesso agli atti d'indagine. Allora, se dobbiamo fare un ragionamento soltanto su informazioni di garanzia, non riusciamo a ragionare, perché non ci spieghiamo il senso dell'accusa. Rampinelli spiega la questione dei Pili e di Palazzo Papadopoli. Pili. L'accusa sembrerebbe ipotizzare un interessamento del sindaco per consentire l'edificabilità di questa vasta area. Questa area è altamente edificabile per volontà delle amministrazioni precedenti al sindaco Brugnaro. La storia di Palazzo Papadopoli è semplicissima. Amministrazioni precedenti, in epoche precedenti, stimano nell'ordine di 14 milioni di euro il valore di questo palazzo. Procedono, come si deve procedere per legge, a delle aste pubbliche per l'assegnazione, non partecipa nessuno. Successivamente, come prevede la legge, si deve rifare la stima. La stima non può essere identica alla precedente. Sull'intercettazione poi tra Brugnaro e Boraso, Rampinelli spiega. Il sindaco l'ha letta sui giornali, quello che ricorda è che semplicemente immaginava aiuti alle campagne elettorali e giustamente come sindaco gli ha detto di fare attenzione. Intanto Brugnaro ha convocato un vertice con gli esponenti della maggioranza per dire loro di andare avanti. Il sindaco Brugnaro non rassegnerà nessuna dimissione perché non solo non ha nulla da nascondere, ma ha spiegato ha ancora tante cose da fare per il Comune di Venezia prima della fine del proprio mandato. Quindi questo è proprio escluso. Non farebbe il bene della comunità veneziana. Quindi è probabile che noi nei prossimi giorni lo potremo anche incontrare in qualche conferenza. Io non conosco l'agenda del sindaco Brugnaro, ma di certo non si nasconderà da nessuna parte, perché non ha nessuna ragione. Le indagini sono ancora in corso e sicuramente ci saranno degli sviluppi, ha dichiarato il procuratore Cherchi, ascoltato in commissione antimafia, ma non sono emersi, ha concluso, collegamenti di alcun tipo con la criminalità organizzata. Era un'attività autonoma.